Ben ritrovati al nostro consueto spazio dedicato alla salute, approfondimento di quest'oggi dedicato al tumore della prostata e dunque ai nuovi approcci diagnostici e terapeutici multidisciplinari. Ne parliamo in compagnia dei miei ospiti che vi presento subito. In studio con me il dottor Mario Salvatore Mangano, direttore dell'unità operativa complessa di urologia all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno e ben trovato. Grazie. Do il benvenuto anche al dottor Claudio Lamon, dirigente medico della stessa unità operativa complessa di urologia, sempre all'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno, ben trovato dottore. Allora, parto da lei, dottor Mangano. Parliamo di neoplasia alla prostata. Perché è così importante? Quali sono le dimensioni del problema? Iniziamo elencando qualche dato, facendo una fotografia di questa patologia. Allora, sì, l'argomento è un argomento che abbraccia una percentuale di uomini relativamente importante. Subito le dico che rappresenta la prima neoplasia di incidenza in Italia per anno per gli uomini maggiore di età dei 65 anni. Infatti costituisce circa oltre il 20% di tutte le nuove diagnosi di tumore in senso generico. Per dare qualche numero, in Italia mediamente assistiamo a oltre 50.000 nuovi casi e per scendere nella nostra regione, nel Veneto, su una popolazione di 5 milioni di abitanti, mediamente abbiamo 4.000 nuovi casi all'anno. Nella provincia di Treviso abbiamo di solito dai 700 agli 800 nuovi casi all'anno. Rappresenta nella scala della mortalità di tutte le patologie oncologiche il terzo posto, anche se grazie alle diagnosi precoci la sopravvivenza è pari, questo in base poi vedremo allo stadio della malattia, oltre il 90% a 5 anni. È una patologia che oggigiorno è piena di evoluzioni diagnostiche, nonché di farmaci per riuscire a curarla anche negli stadi molto avanzati. Quindi possiamo dire che la medicina ha qualche nuova freccia al suo arco nella cura di questa patologia? Beh, decisamente sì, e maggiormente questo ricade in quello che è la malattia cosiddetta metastatica, cioè una malattia sia localmente avanzata sia con localizzazioni extra organo. Per ricapitolare, dottore, abbiamo detto 50.000 nuovi casi in Italia, quindi sul territorio nazionale, 4.000 casi in Veneto e, se ho capito bene, tra i 7 e gli 800 nuovi casi soltanto nella provincia di Treviso. Esattamente, e questo è il motivo di della discussione di oggi e di quello che è l'argomento legato per il genere maschile a questo tipo di patologia. Anzi, ne approfitto dicendo che domani è il mese di novembre, comincia il 1° novembre, che rappresenta il mese per la prevenzione dei tumori dell'apparato urogenitale dell'uomo, inteso il cancro della prostata e quello dei testicoli. A questo riguardo, perché nasce il mese di novembre come mese dedicato a questo tipo di patologia? Oramai è dappertutto, nei mass media, nei social, in internet, leggere la parola Movember, che praticamente è la crasi fra mo, che deriva dai baffi dell'uomo in inglese, e da novembre, appunto, November. E questo è finalizzato, come le dicevo prima, a sensibilizzare il genere maschile alla prevenzione del tumore della prostata. Tant'è vero che questo è un movimento, quello di Movember, che nasce in Australia nel 2003, allorquando una trentina di sostenitori decisero di farsi crescere i baffi
per 30 giorni, per cui nacque questo tipo di movimento che in poco tempo ebbe una diffusione enorme, perché grazie a internet, ai social e grazie a promotori come star famose come David Beckham, Will Smith, Brad Pitt, diedero una diffusione del movimento. Ad oggi è un movimento che ha 5 milioni di sostenitori, ha un patrimonio grazie alle varie donazioni di 700 milioni di dollari, e questo appunto ha la finalità di dire agli uomini: curatevi, pensate anche come le donne alla sensibilizzazione di questa ghiandola che può dare dei veri problemi, ma che se presa in anticipo si assiste a una guarigione mediamente alta. Per cui i controlli annuali, un buon stato di vita e quindi uno stile di vita sano e attivo può permettere al genere maschile di quasi di sconfiggere questo tipo di patologia. O comunque insomma di agguantare in tempo la malattia, e abbiamo detto insomma ci sono tante terapie o comunque tante frecce all'arco della medicina per arrivare insomma ad una soluzione. 0422 1628 332 il numero per intervenire in diretta. Come sempre aspettiamo le vostre domande, le vostre curiosità. Avete due medici a disposizione al quale poter appunto porgere le vostre domande, quindi aspettiamo le vostre telefonate. Dottore, riparto sempre da lei. Abbiamo detto che domani si apre il mese di novembre, mese dedicato alla salute maschile. Ormai è già da qualche anno insomma, che c'è questa tradizione, chiamiamola così, importante, perché appunto sempre in un'ottica di prevenzione è fondamentale ricordarci, non dovrebbe essere soltanto un mese all'anno, ma ricordarci di fare i controlli, di effettuare gli screening periodici. Infatti la finalità della sensibilizzazione che viene appunto in questo mese non è tanto appunto finalizzare i controlli in un solo periodo dell'anno, ma il principio è quello di rendere consapevoli del proprio stato di salute e rivolgersi ai sanitari a fare dei controlli annuali. Poi ne parleremo anche nel dettaglio e capiremo quando, da quale età, con che frequenza, insomma è bene controllarsi. Abbiamo detto appunto quelli che sono i numeri dell'incidenza della neoplasia della prostata. Sempre parlando di incidenza, a partire dai quali età si riscontra maggiormente, insomma si ha la diagnosi di tumore alla prostata? Allora, noi consigliamo sempre di partire dall'età di 50 anni a cominciare a fare i controlli urologici. Il primo controllo urologico prevederebbe appunto un primo dosaggio di una proteina contenuta nel sangue e che viene prodotta dalla prostata, decisamente non solo e esclusivamente in condizione di tumore, ma può essere un indicatore che è quella del PSA. Dopodiché, fatta la prima visita, consigliamo ogni 2 anni, fino all'età di 75 anni, fare questa visita urologica insieme al dosaggio del PSA. Anticiperemmo l'età a 45 anni, allorquanto ci possa essere nella storia familiare qualche caso di una discendenza diretta, cioè il papà, il fratello, uno zio diretto, allora della presenza di una forma di tumore prostatico. Perché c'è una sorta di ereditarietà? Perché noi non possiamo dare nessun consiglio per prevenire un tumore alla prostata, ma sicuramente sappiamo che ci sono dei fattori ereditari che predispongono allo sviluppo del tumore della prostata. Più che altro come consiglio noi possiamo dare quello di condurre uno stile di vita sano e attivo e ridurre quando più possibile l'assunzione di grassi animali,
permettendo invece un consumo al contrario di magari frutta e verdura fresca. E inoltre un appello che noi facciamo sempre agli sportivi agonisti di non usare ormoni steroidi a scopo anabolizzante, perché questi possono predisporre allo sviluppo del tumore della prostata. Quindi consigli generici, potremmo dire così, che vanno bene un po' per la prevenzione. Ad esempio il fumo, certo, come certamente. noi lo consigliamo, l'alimentazione, non è l'attività specifico, fisica, ma certo. esattamente. Abbiamo una prima telefonata in studio, sentiamo che cosa ci vogliono dire da casa. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sono Walter. Buongiorno Walter, prego, ci dica pure. Buongiorno. Io volevo parlare col professore. Io ho un problema alla prostata. Mi sto curando. Ho fatto delle radioterapie perché ho un tumore alla prostata e non hanno potuto farmi l'intervento per via dell'età, perché ho 85 anni e sto facendo una cura con Firmagon una volta al mese e poi prendo la vitamina D per le ossa e non mi ricordo più come si chiama, l'endronato e la vitamina D. Tuttora sto facendo l'iniezione di questa puntura, però mi crea dei problemi alla pancia. L'ho fatta venerdì e ho avuto la febbre, anche la febbre. Volevo sapere se c'è la possibilità di fare una cura in un'altra maniera, insomma, no? con questo sistema. Grazie Walter, sentiamo se i dottori hanno qualche consiglio da darle. Grazie per la sua telefonata e complimenti. Allora, l'indicazione alla radioterapia, sempre a scopo curativo, va indirizzata verso i pazienti che noi abbiamo posto come età, come cut-off, oltre i 75 anni. Preferiamo indirizzare la cura per il tumore della prostata appunto a un ciclo di radioterapia. Per convenzione nel primo anno, primi 18 mesi di questo tipo di terapia del ciclo della radioterapia è preferibile associare appunto un LH-RH analogo, cioè i fattori a livello centrale di produzione di ormoni maschili che predispongono appunto e alimentano lo sviluppo della malattia, in modo tale che l'organo bersaglio diventa un po' lievemente più piccolo, quindi si riduce di volume, quindi c'è una maggiore efficacia della radioterapia. Per quanto riguarda poi i vari farmaci a cui il Signore faceva riferimento, si può passare per alleviare un po' i disturbi a dosaggi diversi. Oramai abbiamo questo tipo di classe di farmaci che hanno non solo la possibilità di essere iniettati non mensilmente ma o trimestralmente o ogni 6 mesi, per cui ecco, un po' rivolgersi al proprio urologo e cercare di trovare una soluzione anche in termini di dosaggio, altrimenti si può passare ad altre forme, ad altri tipi di farmaci che hanno la possibilità di una iniezione di tipo intramuscolo e quindi prevenire quello che è il disturbo, il disagio, il ponfo, il dolore che si può provocare a livello della cute e dell'addome. Certo, attenzione mai però modificare i dosaggi e cambiare la terapia autonomamente, rivolgendosi sempre allo specialista oppure al medico di medicina generale. Certamente. Dottor Lamon, facciamo un piccolo ripasso insieme di anatomia. Descriviamo la ghiandola prostatica, qual è la sua struttura, com'è situata, com'è composta, ecco, qual è la sua funzione. Ricordiamolo, sono sempre informazioni importanti. Sì, la prostata, quanto è importante questo organo per noi uomini? È un organo prettamente maschile, è una piccola ghiandola esocrina, vuol dire che produce delle sostanze ed è posta in una parte, diciamo, recondita del nostro corpo, nella pelvi, che è la parte bassa dell'addome per intenderci.
È un organo della grandezza, classicamente lo attribuiamo alla grandezza di una castagna, anche come forma di una castagna, di una grossa castagna, ed è situata anteriormente al retto e inferiormente alla vescica. Quindi è un organo anche difficilmente visibile, diciamo, con l'ecografia e tutto, e è un organo che ha una peculiarità. Io lo considero sempre la chiave di volta, diciamo, del nostro apparato urinario, perché è posto a circondare a manicotto, come fosse una ciambella, l'uretra, che è il canaletto che porta la pipì, per intenderci, dalla vescica esternamente verso il pene. E quindi la circonda, e da qui capiamo come magari l'ingrossamento, sto parlando di ingrossamento tumorale, ma più spesso benigno di questa ghiandola, un ingrossamento che occorre a tutti gli uomini sopra i 40-45 anni, questo ingrossamento può prendere e andare a colpire internamente l'uretra, privandola del calibro adeguato per la fuoriuscita dell'urina con un getto, diciamo, adeguato per ottenere delle buone eminzioni. Quindi è molto molto importante. L'ingrossamento può andare proprio ad influire sui disturbi eminzionali. Qual è la funzione di questa ghiandola? È una funzione fondamentale, è una funzione come tanti altri organi, ma qui addirittura una funzione per la vita. Contribuisce alla produzione, diciamo, dello sperma. Quindi senza sperma non si vive. La parte vitale importante dello sperma prodotto dai testicoli sono gli spermatozoi, ma come vivono questi spermatozoi all'interno del canale femminile tutto? Proprio grazie, come riescono a sopravvivere per quelle ore, quei 2 giorni necessari per dare inizio al processo, diciamo, della procreazione, proprio grazie a delle sostanze create dalla prostata, fruttosio, quant'altro, che rendono proprio lo sperma adatto, utile e viscoso. Quindi quanto è importante questo organo proprio per portare avanti la vita, insomma. Abbiamo un'altra domanda da casa, sentiamo chi c'è in linea con noi. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signora, prego. Allora, volevo chiedere, mio marito ha fatto gli esami del PSA e la prima volta l'aveva 8,6. Dopo 3 mesi di cura è andato a 10,8. Adesso abbiamo fatto un prelievo, una biopsia, ma non abbiamo ancora il risultato. Però ci hanno detto che mio marito ha 77 anni, se dovesse essere bisogno di un intervento, è troppo anziano per fare l'intervento? Grazie signora per la sua domanda. Chi vuole rispondere? Allora, Prego, sì. dottore. Allora, prima le dicevo il cut-off dell'età. Noi ponevamo in buone condizioni i 75 anni d'età. Però, allorquando da questo limite di età è una questione solo di 1 o 2 anni, la valutazione a carattere generale del paziente è quello che poi potrà dire se lo stesso può essere o meno sottoposto a un intervento chirurgico. Se il paziente è in ottime condizioni, non ha patologie cardiovascolari, ha una prestazione anche fisica di un certo valore, la possibilità potrebbe essere presa anche in considerazione. Sicuramente quella fascia di età, nella maggior parte dei casi, richiama una terapia a scopo curativo, quello della radioterapia. Verrà valutato, insomma. Però è un paziente che deve essere valutato. Dai medici, certo, dagli specialisti. Senta, dottor Lamone, le chiedo se abbiamo parlato di ereditarietà, di stili di vita poco sani. Sono un po' questi i fattori di rischio che predispongono maggiormente una persona a andare incontro ad una diagnosi di tumore alla prostata? Allora sì, come ha accennato appena adesso il primario, per quanto riguarda il tumore della prostata noi siamo dinanzi a dei fattori di rischio che sono fissi, non riusciamo con, diciamo, il nostro comportamento a renderli variabili, non riusciamo ad agire su di essi. I 3 fattori di rischio sono appunto, come vi ho detto, fissi, intendo dire l'età, è ovvio, va da sé, il paziente più passano gli anni, più il paziente è a rischio di insorgenza di neoplasia prostatica. Il secondo fattore di rischio è un fattore di tipo razziale, quindi ci sono razze dove è più
più probabile che ci possa essere il tumore della prostata. Intendo dire, le persone di colore razza nera sono classicamente i pazienti più a rischio per lo sviluppo di neoplasia prostatica. Per converso, i pazienti del sud-est asiatico, i pazienti di razza asiatica sono quelli dove c'è meno possibilità di sviluppo della neoplasia prostatica. Certo. Sì, la nostra razza caucasica, si colloca in una certa via di mezzo. Il terzo fattore di rischio, anche questo importante, ne ha appunto accennato il primario, è la familiarità, l'ereditarietà. È netta insomma, questo assunto insomma, in cui un parente di primo grado ti pone a rischio di... È un rischio raddoppiato, non è un rischio esagerato, però è un rischio che deve e va preso in considerazione, tale per cui chi ha un familiare di primo grado, fratello o padre, affetto da neoplasia prostatica, è importante che già da 45 anni le nostre linee guida ci pongono, insomma, ecco, per attuare uno screening. Addirittura se i parenti sono due, è un rischio che esponenzialmente aumenta di ben 11 volte, quindi questo è un paziente molto molto a rischio. I fattori di rischio invece variabili, quindi legati al nostro stile di vita, sì, sono stati invocati come aumentare insomma, la possibilità di neoplasia prostatica. Gli studi ne sono stati fatti tantissimi, sono studi che non hanno mai però dato delle idee e delle indicazioni nette. Si pensi ad esempio che, come aneddoto posso citarvi un importante studio inglese un po' datato, del 2005, però dove viene proprio postulato, dimostrato che un buon bicchiere di vino rosso, cosa che piacerà insomma alla popolazione veneta, eccetera, un buon bicchiere di vino rosso è protettivo nei confronti del tumore della prostata. Altri studi addirittura mettono, diciamo, c'è una tendenza lineare tra l'assunzione di caffè e la possibilità di avere meno tumore della prostata. Okay? Quindi anche il caffè potrebbe ha un proteggere. effetto protettivo. Questo per dirvi quanto alcuni stili di vita un po' più particolari possono essere protettivi nei confronti della prostata. Una cosa è sicura, l'avere una dieta sana, la nostra dieta mediterranea, quindi una dieta povera di carni grasse e di grassi saturi e ricca invece di pomodoro e frutti rossi, proprio che contengono alfa-carotene e licopeni, che sono dei potenti antiossidanti, assolutamente questo tipo di dieta può essere protettiva nei confronti della prostata. Un altro aneddoto, pur non essendoci proprio delle chiare evidenze che uno stile di vita possa essere protettivo nei confronti del tumore della prostata, è ben chiaro invece che diciamo, le persone, i giapponesi che sono migrati negli Stati Uniti, in California o negli Hawaii, in solo una generazione, quindi sto parlando di giapponesi già di seconda generazione, hanno un'incidenza di neoplasia prostatica pari a quella della popolazione occidentale. Questo per dire che la razza a questo punto non conta più, quindi spostandosi solo nell'arco di una generazione in un altro posto, quindi attuando uno stile di vita diverso, geograficamente diverso, come diciamo, il patrimonio razziale si viene a perdere. Questo è indicativo di come comunque uno stile di vita non ancora chiaramente studiato e tutto, possa favorire e proteggere nei confronti della prostata. Certo, per capire insomma quanto influisce davvero sulla nostra salute. Abbiamo un'altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Sì. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, con chi parliamo? Sono Formentino, vado a Piombinodese. Prego, ci dica pure. Allora, io attualmente sono stato operato alla prostata due anni fa. Sono Formentino. Prego, prego, ci dica pure, abbassi il volume della televisione. Sono stato operato 2 anni fa alla prostata e niente, il dottore mi ha ordinato le dutasteride. Non abbiamo capito bene che cosa, la terapia che le ha ordinato il dottore. Il dottore mi ha ordinato il dutasteride perché dopo 2 anni sono andato a farmi l'ecografia e mi si è riformato di nuovo perché ero stato bloccato, sono stato come bloccato,
non riuscivo più a fare la pipì. E adesso, facendo l'ecografia, mi si è riformato di nuovo. E niente, volevo sapere, siccome che adesso sono in vista di un altro intervento, volevo sapere il dottore se poteva dirmi qualcosa, una sua opinione, perché prendevo anche l'Omnic. L'Omnic mi faceva andare giù la pressione e avevo sempre come ronzio alla testa, quella cosa là, niente. Volevo sapere solo questa cosa, se il dottore per piacere poteva dirmi qualcosa. Grazie mille per la sua telefonata, grazie. Qualche consiglio? Sì. Prego, dottor Lamon. E diciamo che la telefonata del signore, ovviamente lui non sembra essere affetto da patologia tumorale prostatica, stiamo parlando di una problematica di tipo benigno, quello che è l'ipertrofia prostatica benigna della prostata, su cui si può fare tanto, insomma, ecco, è assolutamente da considerare svincolata da una patologia tumorale ed è diciamo, quello che è la problematica più frequente, probabilmente ci affliggerà tutti noi uomini, insomma, a partire dai 45-50 anni, chi in un modo, chi nell'altro. Per questo altro tipo di problematica, l'ipertrofia prostatica, abbiamo tanto ovviamente da fare. Il paziente ha parlato di vari farmaci, è vero, li possiamo usare uno, usare l'altro, adoperare entrambi e eventualmente supportati da interventi chirurgici, endoscopici, mini-invasivi, quindi assolutamente non deve assolutamente preoccuparsi perché le armi terapeutiche a disposizione sono varie e importanti. Certo, grazie dottor Lamon. Dottor Mangano, torniamo a parlare di PSA. Vorrei capire quali sono i valori che possono mettere in allarme, perché prima la signora, e spesso sono sempre le donne, no, che chiedono qualche consiglio per il marito, ci ha elencato dei valori. Quali sono i valori che ci possono far preoccupare del PSA? Allora, è fondamentale tenere in considerazione lo storico del valore del PSA, cioè se noi prendiamo un valore in senso assoluto di 7 in questo momento, ma il paziente è da 5, 6, 7 anni che ha questo andamento del PSA cominciando da un valore mediamente alto, inteso come 5-6, allora è un valore che può lasciare una certa tranquillità, perché verosimilmente la sua prostata è biologicamente indirizzata a produrre un po' di PSA rispetto a una prostata, diciamo così, invece regolare. È molto importante nella definizione della valutazione e quindi della preoccupazione di un valore del PSA elevato l'età del paziente. Sicuramente un valore di 4 a 40 anni, a 50 anni ha un significato decisamente più importante, più preoccupante dello stesso valore a 70-80 anni, per non dire oltre. Quindi si devono considerare, mi scusi se la interrompo, questi due aspetti insieme, quindi l'età e il valore e poi la cronologia, diciamo così, dei valori. Molto importante appunto perché è l'età che poi fa in ogni caso la vera differenza, nel senso se allorquando il paziente si presenta con quell'unico dosaggio è appunto a un'età giovanile, 50-60 anni se non prima, purtroppo adesso vediamo anche pazienti con valori e quindi con una diagnosi potenziale di tumore della prostata anche nel quarantenne ultimamente, allora è da prendere in considerazione questo fattore, il fattore età. Naturalmente poi va studiato il paziente, va visitato, va interrogato perché non solo, come dicevo prima, il valore del PSA si può muovere e quindi possiamo avere dei valori alterati non solo nella condizione del tumore della prostata, ma nella condizione anche di infiammazione della prostata oppure di prostate volumetricamente aumentate in maniera eccessiva, cioè una prostata che mediamente ha 25-30 cc di volume, è chiaro che sarà diversa la produzione di PSA in situazione di prostate di 100-120 oltre cc di volume. Chiaro. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto, buongiorno? Buongiorno. Buongiorno, con chi parliamo? Sì, con l'altro del punto.
Buongiorno, prego, chieda pure. Allora, io sono stato curato dal dottor Lamon ancora 10 anni fa, però partendo ancora più lontano, non so, posso fare anche nomi. La prima visita l'ho fatta da Vai, mi ha proibito le visite, io ho 50 anni che vado in visita. E invece dopo ho incontrato il dottor Panivella, che mi ha dato degli ormoni, non so cosa, per un anno, e ho fatto le radioterapie, avevo il PSA 4,90. Dopo le terapie è crollato a 0,27 e adesso è 10 anni che viaggio con questo ritmo di 0,27-28 e così mi trovo bene, continuo con la mia bici, nonostante che la prima vita dal dottor White me l'ha proibita. Invece il dottor Lamon mi ha detto quanti chilometri fa all'anno? Io ho detto in quei tempi facevo 10.000, ne faccio 20, la vita. Dottor Lamon. Grazie per la sua telefonata, questo a dimostrazione che lo stile di vita, l'attività fisica, la prevenzione è fondamentale. È fondamentale e dobbiamo sfatare assolutamente questa grossa ritrosia del paziente con una prostata, con ipertrofia prostatica, con tumore della prostata nei confronti della bicicletta. Gli studi sono stati fatti, sono stati importanti, non hanno mai dato una risposta definitiva. Ma io quello che dico sempre ai pazienti è cosa mi può interessare un'eventuale piccola infiammazione a livello della prostata rispetto al beneficio aerobico, cardiovascolare, psicologico che può dare l'andare in bicicletta. Basta solo questo, lo dico anche da urologo, sul piatto della bilancia non c'è assolutamente un confronto tra le due cose. Certo. Se si vuole fare una dottore. piccolissima precisazione, la bici è solo da evitare se il giorno dopo sappiamo che dobbiamo andare a fare un dosaggio del PSA. Solo in quella situazione potrebbe avere la potenzialità di modificare il valore dello stesso PSA. Ecco, l'unica accortezza. L'unica accortezza. Dottor Lamon, quali sono i sintomi con cui si manifesta il tumore alla prostata, se ci sono? Bella domanda. Allora, la sintomatologia è un nostro grosso cruccio, nel senso che spesso non è correlata proprio alla presenza di neoplasia prostatica. I sintomi sono classicamente legati a disturbi minzionali, quindi nel fare, nell'urinare. C'è un corteo sintomatologico vario, ampio, che va dall'andare spesso in bagno, soprattutto di notte, al dovere indugiare nell'attesa della minzione, nel dover addirittura spingere, nell'avere la sensazione una volta urinato di non averla vuotata tutta la vescica, nell'avere un'impellenza, un'urgenza importante nel momento in cui arriva lo stimolo minzionale. Ecco, vi ho appena detto alcuni sintomi e questi caratteristici della stragrande maggioranza della popolazione maschile adulta e se ho questo tipo di sintomatologia è necessario che non è detto che io abbia una neoplasia della prostata. Nel 99% dei casi avrò una ipertrofia prostatica benigna, quindi un ingrossamento benigno della prostata. È difficile differenziare il paziente con questo tipo di sintomatologia tra il paziente con questo, vi ho detto, ipertrofia prostatica benigna e il tumore. Va da sé comunque che è molto importante che comunque il paziente anche con questi sintomi vada a far visita dall'urologo, perché comunque stiamo parlando di un benessere, oltre che del paziente stesso, di un apparato urinario in genere. Ovviamente l'urologo visiterà il paziente, ci sarà probabilmente anche un PSA correlato e questo può servire in quella che noi chiamiamo proprio la prevenzione secondaria, cioè andare a fare visita proprio allo specialista urologo partendo da un sintomo che non è proprio della neoplasia prostatica, ma è proprio dell'ipertrofia prostatica e magari scoprire un quadro tumorale che comunque è indipendente da un ingrossamento prostatico. È sempre più difficile trovare il paziente che ti viene con dei sintomi attribuibili a una neoplasia prostatica, dolori ossei, presenza di sangue nell'urina, nello sperma, segno di una malattia che sembra essere avanzata ed è sempre più raro quei tempi che corrono. Altra telefonata in studio. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi?
Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Con Roberto? Buongiorno Roberto, chieda pure, prego. Sì. Allora, sono Roberto, volevo chiedere una delucidazione. Allora, io sono stato... Ecco, volevo chiedere al dottore, io sono stato operato 7-8 anni fa dalla prostata, però mi è successo che si è rifatta ancora la cosa, che ho fatto le visite e dovevo essere operato ancora. Mi hanno dato l'appuntamento e mi hanno detto però deve avere pazienza perché non c'è posto per il momento, e sono passati circa 2 anni e mezzo, però io mi trovo che sono un po' infiammato, anche, ho anche delle chiasse al pene un po', mi sono gonfiato un po' sulle pube proprio, così, non sto bene insomma, però sono andato a rifarmi la visita chirurgica e mi hanno detto, ho guardato la vescica, sono stato, perché adesso l'emissione è proprio a un filo, proprio, e non è continua, si ferma più volte. Allora devo aspettare fino a quando finisce. E quando sono andato lì, io sono andato vuoto e mi ha detto, ma la prostata, la vescica è vuota, lavora, si è quasi arrabbiato insomma che mi ha fatto questa visita, sto ancora aspettando di arrivare. Però insomma i disturbi Roberto abbiamo capito che li ha. Scusi se la faccio concludere, ma abbiamo poco tempo a disposizione. Grazie. Grazie. Chi vuole dare un qualche consiglio? Perché insomma abbiamo capito che il paziente i disturbi li ha. Ecco. Sicuramente la patologia di cui è affetto il signore è una patologia di tipo benigno, perché il riferimento al fatto che l'abbia fatto 7 anni fa, adesso quindi ha una recidiva, diciamo, di ipertrofia prostatica benigna. Purtroppo l'arco di tempo a cui fa riferimento dei 2 anni va a ricalcare esattamente il disastro sanitario che noi abbiamo affrontato, non solo noi sanitari ma anche tutta la cittadinanza, tutte le popolazioni, per cui per le patologie benigne sicuramente si è accumulato un discreto ritardo. Quello che posso dare come informazione diretta e personale al signore è che finalmente stiamo uscendo da questo incubo, inteso come non solo come affrontare la pandemia del Covid, quanto affrontare tutto ciò che era di oncologico, di tumorale, e quindi siccome di tumore si può morire se non si interviene rapidamente, la patologia benigna ci permette anche questo rinvio di qualche tempo. Però per dare un po' di conforto al signore posso tranquillamente affermare che tutte le patologie benigne riguardanti la prostata e quindi questi disturbi a cui faceva riferimento sono nelle programmazioni delle nostre liste operatorie più imminenti. Per cui stiamo cercando di ristabilire quella che era la normalità pre-Covid. E anche l'affermazione a cui faceva riferimento del segno ecografico della vescica che si vuota è uno di quegli elementi a cui noi urologi facciamo un riferimento diretto, perché se si svuota ci dà anche quella possibilità di dire va bene, noi la prendiamo in carico, sarà nostra cura quanto prima sottoporla all'intervento chirurgico, ma per il momento la situazione può procedere e quindi attendere questa rincorsa che oramai noi l'abbiamo pressoché delimitata. Qual è invece l'approccio terapeutico davanti ad una diagnosi di neoplasia, quindi di tumore alla prostata? Come si interviene? Allora, la scelta terapeutica si basa su alcuni parametri. I parametri più importanti sono l'età del paziente,
lo stadio della malattia, le aspettative di vita del paziente e il punteggio che noi definiamo Gleason, cioè un grado di alterazione biologica della cellula tumorale prostatica. Diciamo che se noi facciamo un passo indietro, io faccio parte un po' posso dire, della vecchia generazione, perché l'età avanza, per cui faccio parte di quello, sono arrivato a Treviso prima da Padova nel 1990, per cui i tempi li ho visti cambiare. Noi praticamente sottoponevamo un paziente a intervento chirurgico che era ed è di una certa importanza, riuscendo ad aspirare una singola cellula tumorale. Adesso le condizioni sono cambiate, noi davanti a una diagnosi certa di tumore della prostata ci poniamo nella condizione di dire, per quei parametri di cui parlavo prima, di dire al paziente: guardi che verosimilmente lei non ha proprio così estremo bisogno di essere operato. Per cui sono state create delle categoria dove il paziente viene posto e abbiamo definito queste categorie in due filoni importantissimi, che sono la sorveglianza attiva. La sorveglianza attiva che viene indirizzata verso i pazienti estremamente giovani, i pazienti che hanno un basso stadio della malattia, una malattia confinata, e dei pazienti che possono procrastinare un eventuale intervento chirurgico quando questo dovesse risultare necessario. Quant'è che questa necessità di intervento potrebbe essere necessario? Dopo aver sottoposto lo stesso a dei controlli che si basano su PSA trimestrali, una visita urologica ogni 6 mesi, una risonanza magnetica multiparametrica della prostata annualmente, seguito poi da una biopsia. Questo nel primo anno, poi si raddoppia, cioè con la negatività degli stessi si passa ogni 2 anni. Invece poi abbiamo quella categoria di pazienti che sono relativamente anziani, per cui abbiamo solo la vigile attesa, cioè evitiamo a questi pazienti di sottoporli a degli interventi in certo qual modo non necessari, peggiorandone la qualità di vita, e di cui come aspettativa di vita relativamente bassa, intorno ai 5-10 anni, per giustificare un intervento alla prostata, non essere necessario. Dopodiché abbiamo le due ampie categorie di pazienti a cui proponiamo interventi a scopo curativo, che sono l'intervento chirurgico di asportazione completa della prostata, oppure il ciclo di radioterapia, anch'esso a scopo curativo. Come sono cambiate le tecniche chirurgiche nel corso degli anni? Si è andati sempre più verso un'ottica di mini-invisività? Glielo chiedo subito dopo la telefonata che ci segnalano dalla regia. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Pronto? Pronto, buongiorno, con chi parliamo? Buongiorno, sono Marco di Spresiano. Volevo fare una domanda al professore in particolare. Nella cura del tumore alla prostata sono adottate anche terapie del tipo RNA praticamente messaggero, cioè praticamente oltre alla chirurgia, oltre alla radioterapia, l'RNA mi risulta che al Gemelli, per sentito dire televisivo, ci siano state delle conquiste interessanti di una molecola che sostanzialmente rende un po' meno aggressivo il tumore. C'è qualche cosa che può essere utile e attuabile fin da adesso, oppure è uno studio prettamente universitario e clinico che non è ancora disponibile? Grazie Marco, grazie per la sua telefonata. Ecco dunque le novità. Prego, allora, tutto ciò che è di nuovo in questo momento all'infuori delle indicazioni di cui facevo riferimento prima sono veramente a livello sperimentale. I dati in possesso attualmente, ma a livello di letteratura mondiale, sono molto molto bassi. A quello che faceva riferimento il signore, c'è anche la cosiddetta crioterapia,
cioè andare con degli aghi sulla ghiandola prostatica e congelarla. Però, ripeto, sono tutti delle procedure che allo stato attuale non c'è un follow-up, cioè un controllo a diversi anni così certo, tale da farla diventare una metodica di routine. Certo. Dottor Lamone, le chiedo questo. Nel corso degli ultimi anni si è sempre più spesso sentito parlare di approccio terapeutico multidisciplinare, quindi non più soltanto l'urologo, ma una serie di diversi professionisti che insieme insomma, guardano alla salute del paziente. Ci può un po' spiegare anche voi praticamente come intervenite di fronte a una diagnosi di tumore alla prostata e quindi che cos'è sostanzialmente l'approccio multidisciplinare e in che modo entra in campo? È entrato in campo da alcuni anni, diciamo che sostanzialmente ha rivoluzionato diciamo, l'approccio alla neoplasia prostatica. Una neoplasia prostatica che è diversa nelle varie forme e ha delle biologie completamente differenti. È una malattia che è facilmente curabile, perdonatemi, tanto che ci sono dati insomma, di sopravvivenza del pari al 92%, però ci sono altri tipi di malattie che sono di difficile cura. E è una malattia che ha le 1000 facce, le 1000 forme, soprattutto anche nel corso del tempo, e quindi sono necessari vari approcci. Si va da un approccio chirurgico a un approccio radioterapico a un approccio oncologico. La forza nella propria nostra medica nei confronti della neoplasia prostatica è quella di riuscire a riunire le peculiarità, le caratteristiche di ogni specialista con le opportune terapie in un ambiente e in una riunione proprio multidisciplinare. Si è venuto proprio a sviluppare nel corso degli anni questa nostra volontà di riuscire a creare il giusto setting terapeutico, quindi la giusta terapia al paziente. Un paziente che non ha una neoplasia che verrà vista da uno specialista, ha una neoplasia che ha 1000 facce e di cui è proprio necessaria una terapia. Cos'è questo approccio multidisciplinare? È il trattare la malattia sotto vari aspetti. L'urologo è una figura cardine, spesso implicata nella prima fase, nella fase diagnostica e nella fase terapeutica se chirurgica. Il radioterapista è un'altra importantissima figura, è una figura di terapia trasversale, può essere eseguita una radioterapia in prima battuta, in alternativa all'intervento chirurgico, se non fattibile per qualsivoglia motivo. Può essere data in aggiunta a un eventuale intervento chirurgico, qualora la malattia fosse una malattia di una certa dignità clinica e recidiva anche a un eventuale intervento. Può essere addirittura usata in localizzazioni metastatiche della malattia, ad esempio se si scopre che una malattia comunque progredisce, è metastatica, ha delle localizzazioni nelle ossa, fare una radioterapia mirata in quella zona può essere addirittura, oltre che alleviare un sintomo di dolore, può essere curativa se singola metastasi. La interrompo per dare spazio alla telefonata, poi ci torniamo perché ci sono anche altre molte figure professionali da raccontare. Pronto, buongiorno, chi c'è in linea con noi? Live da Favaro Veneto. Buongiorno, prego, ci dica pure. Io dunque avevo 55 anni fa, avevo 55 anni, cioè diciamo circa 22 anni fa, stato operato di un tumore alla prostata con brachiterapia. Cioè mi hanno messo dei piccoli semi che hanno circondato il piccolo tumore e così si era essiccato. Dopo non lo so, io adesso ho 77, passato 22 anni e non so se ho mai fatto solo una visita del professore che mi ha fatto l'intervento, che si chiamava intervento di brachiterapia. Era uno dei primi interventi di quel tempo là, diciamo. E adesso l'unica cosa che mi sento, a parte il ridimensionamento del pene, ma anche adesso per la pipì spesso e volentieri di notte. E non so, grazie. È una roba normale, secondo una illuminazione per cortesia. Grazie.
Chiaro, abbiamo compreso. Prego, dottore, vuole Sì, il signore prego. faceva riferimento a una terapia importante fatta per neoplasia prostatica, la brachiterapia. È una terapia appannaggio dei colleghi radioterapisti ed è una valida alternativa a quella che è la classica radioterapia conformazionale esterna. E qui è diverso l'approccio, vengono proprio inseriti, come ha ben detto il paziente, dei semini sotto guida ecografica, dei semini radioattivi in varie zone della prostata, e quindi questi semini, diciamo che regalano alla ghiandola una radioterapia direttamente internamente, andando a creare una necrosi del tessuto, una cicatrizzazione e la scomparsa delle cellule neoplastiche. È una terapia che che è contemplata dalle linee guida internazionali e ha assolutamente un'efficacia terapeutica. È facile controllare la resa terapeutica in una neoplasia della prostata. È facile perché? Perché abbiamo questo PSA, questo marcatore che, seppur fallace in alcuni casi nelle fasi diagnostiche, alto per qualsivoglia motivo che non sia tumorale, invece è molto molto sensibile per quanto riguarda il controllo dopo una terapia. È un marcatore organo dipendente, non tumore dipendente, quindi se un organo, ad esempio la prostata, tolto dopo un intervento chirurgico o comunque è stato bersaglio di un'azione terapeutica, come nel caso della radioterapia o della brachiterapia, il PSA diventa 0, comunque raggiunge valori molto bassi. Qualora questo PSA dovesse aumentare, vuol dire che siamo sicuri che c'è una recidiva, un ritorno della malattia e una conseguente necessità di fare ulteriori terapie. Certo, e di intraprendere un altro approccio terapeutico. Tornando alla multidisciplinarietà, abbiamo spiegato la funzione dell'urologo, la funzione del radioterapista. La funzione dell'oncologo, che ha a disposizione un parco, scusate il termine, un parco macchine veramente molto rilevante, dove ogni auto è un tipo di terapia. Adesso negli ultimi anni veramente c'è stato un rifiorire di opportunità terapeutiche con nuovi farmaci, soprattutto ormonali, ma non solo, e questi farmaci permettono appunto all'oncologo di venire in aiuto e addirittura andare assieme, insomma, a noi per quanto riguarda la terapia. L'oncologo entra in gioco prima, entra in gioco soprattutto dopo. Il fatto di riunirci, avere queste riunioni multidisciplinari, tutto questo ci regala assolutamente la possibilità di avere, mi piace dire in inglese, insomma, una tailored therapy, cioè quindi una terapia sartoriale, a misura sul singolo paziente, nelle varie fasi di quella malattia o di un'altra malattia. Queste vi ho detto le tre figure ancillari di quello che è un team multidisciplinare, ma non possiamo dimenticare comunque altre importanti figure di professionisti nella fase diagnostica, il radiologo, nella fase sempre diagnostica o di stadiazione di una malattia, il medico nucleare, importantissimo l'anatomopatologo, importantissimo un'altra figura che è quella del fisiatra, fisioterapista nel caso di situazioni legate all'incontinenza che possono succedere, insomma, nella gestione di una neoplasia della prostata. La figura dello psicologo ovviamente è molto importante. Non da ultima, certo. Sì. Altra telefonata in studio, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea con noi? Sì, buongiorno, Gaetano da Bassano del Grappa. Buongiorno Gaetano, ci dica pure. Niente, io sono stato operato della prostata quasi 6 anni fa. Ho fatto 35 radioterapie e l'anno scorso si è ripresentato il PSA a 3,5 e ho fatto la PET, risulta negativa, risonanza risulta negativa e ora sto facendo una cura ormonale. Ho già fatto 2 iniezioni. Volevo sapere se per quanto tempo devo fare sta cura. Grazie Gaetano, cerchiamo di dare qualche informazione, chiaramente non conosciamo tutta la storia clinica del signore, però insomma per quello che abbiamo potuto ascoltare in via generica, dottore, che cosa possiamo dire? Sicuramente la terapia in questo momento è la sua terapia ormonale perché, come dicevo prima, è una soppressione degli ormoni che sono responsabili del proliferare delle cellule tumorali prostatiche.
È un paziente che sicuramente bisogna sapere la storia clinica, bisogna sapere se per caso ci sono delle localizzazioni secondarie metastatiche, per cui meriterebbe uno studio particolare con una TAC PET e al riguardo poi in base all'esito dell'esame eventualmente far entrare in gioco anche in questo caso la figura dell'oncologo, che potrebbe trovare uno spazio in questo discorso di multidisciplinarità in un caso del genere. Certo. Tornando proprio al tema della multidisciplinarietà, dottore, riguardo appunto a questo, ed è bello evidenziare, è importante evidenziare anche i riconoscimenti che si hanno. Si è letto insomma che siete stati premiati con un riconoscimento alquanto prestigioso del Bollino Azzurro da parte della Fondazione Onda, e questo ha fatto rientrare l'ospedale di Treviso tra le 90 strutture sanitarie italiane d'eccellenza per quanto riguarda proprio quello di cui parlavamo, cioè l'approccio multidisciplinare nel tema della neoplasia prostatica. Ci può insomma spiegare qualche cosa in più riguardo a questo importante riconoscimento? Sì, sicuramente. Praticamente risale al 2022, quindi l'anno scorso. Fondazione Onda, che è l'osservatorio nazionale per quanto riguarda l'equità e le pari opportunità della salute della donna, ha fatto un'apertura per quanto riguarda anche la salute dell'uomo con il Bollino Azzurro. A quel punto sono stati esaminati vari parametri, vari indici, e fra questi la più importante è quella della multidisciplinarità, cioè il paziente come viene, tra virgolette, coccolato nel suo percorso di questa malattia, perché è vissuto in maniera così a tappe, dove per ogni situazione trova un punto di riferimento di multidisciplinarità e multiprofessionalità, lo rende sicuramente meglio predisposto ad affrontare una patologia che magari per mancanza un po' di tempo non riusciamo a dire, perché sì, ci permette una sopravvivenza del 90% dei casi a 5 anni negli stadi medi e bassi, però sicuramente può lasciare delle complicanze che non sono di poco conto, come quello dell'incontinenza in un 4-5% e quello del deficit erettile, che grazie però a delle metodiche più innovative, questo per un po' dare una panoramica un po' completa a 360 gradi, l'avvento di queste nuove tecniche mini-invasive come la robotica, il robot che noi abbiamo nel nostro reparto da circa 10 anni, ha fatto sì che oramai la famosa frase grande taglio, grande chirurgo decada in maniera, perlomeno nel campo urologico, decada in maniera inesorabile. Quindi sono state valutate tutte queste situazioni, per cui fra le 90 strutture ospedaliere nazionali siamo stati appunto premiati con la dicitura appunto del Bollino Azzurro, ed è di recente acquisizione inoltre l'accreditamento regionale da parte di Azienda Zero verso la nostra struttura per questo percorso di multidisciplinarità e multiprofessionalità riguardante il percorso del tumore della prostata. Un riconoscimento sicuramente molto importante. In chiusura rinnoviamo l'appello alla prevenzione, allo screening. Insomma, domani inizia il mese di novembre, il mese per antonomasia dedicato alla salute maschile, quindi importantissimo da questo punto di vista prevenire e quindi sottoporsi periodicamente agli adeguati controlli. Ringrazio il dottor Mario Salvatore Mangano, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie per l'ospitalità. Grazie al dottor Claudio Lamon, dirigente medico della stessa UOC di urologia all'ospedale Cafoncello. Grazie a voi per l'invito, grazie. Grazie a voi per averci seguito, vi lascio al film La battaglia di Rio della Plata, arrivederci.